Amici, buongiorno, ben ritrovati con questa nostra diretta che viene trasmessa anche da Prima Free, e ringraziamo l'editore Alessandro Brunello che ci dà questo spazio. Che dire, sono passati più di 20 giorni, una situazione sembrerebbe con qualche spiraglio positivo, però siamo ancora in casa, siamo ancora fermi, il disagio comincia ad aumentare, la gente comincia ad innervosirsi e quant'altro. Anche oggi purtroppo sono morti 11 operatori sanitari, 11 dottori. Hanno paragonato questa emergenza a una guerra. Non so perché, però mi viene in mente che questa guerra si sta più o meno associando alla campagna di Russia nella seconda guerra mondiale, quando abbiamo mandato i nostri soldati con le scarpe di cartone al fronte. Noi stiamo mandando i nostri operatori sanitari, dottori, medici, infermieri, dottori di base, eccetera, senza le strutture minime per affrontare questa emergenza. Questo qua non so, io non riesco a capirlo, è vero, ma non si trovano le mascherine. Cioè, se uno Stato come il nostro non riesce a trovare le mascherine, questa qua è una cosa grave, gravissima. Ieri in un'intervista a Fazio, su Che Tempo Che Fa, il sindaco di Brescia ha detto: attenzione, le mascherine sono una cosa, ma addirittura in questo momento qua manca anche l'ossigeno, ed è questo che appunto volevo segnalare, e ne ho parlato anche con le persone che ho intervistato, che se la cosa più basilare, più semplice, che sono le mascherine, non riusciamo a trovarli, pensate tu le altre cose più importanti e indispensabili. Ma chi siamo noi per dire questo? Vabbè, primo sfogo della giornata. Naturalmente adesso ci mettiamo in contatto con la diretta del direttore Compostela dell'USL 5, che come sempre puntualmente ogni giorno ci fa il resoconto della situazione all'inizio di settimana e altro. Per quanto riguarda la situazione locale, noi oggi abbiamo il riscontro, che vuol dire la refertazione, cioè avere avuto notizia della refertazione oggi degli esiti dei tamponi fatti nei giorni scorsi. Noi oggi abbiamo avuto il riscontro di 8 nuove positività. Si tratta, e ho già detto molte volte, che il fatto di avere un giorno 3 tamponi positivi, dopo 8, poi 21, poi 12, cioè non cambia molto, è legato proprio anche a un andamento tecnico, cioè di un tempo di latenza che per i tamponi può essere più o meno lungo, ma poi parlando della esecuzione e processazione dei tamponi spiegherò anche questo aspetto. Abbiamo un signore del 1985 del Medio Polesine, è venuto a contatto con una persona positiva, quindi sintomatologia. Ha contattato il nostro servizio igiene, eseguito il tampone, è risultato positivo. È in isolamento domiciliare già dal giorno 24. Poi abbiamo una donna del 1947, dell'Alto Polesine. È rientrata da un paese estero, ha presentato sintomatologia, ha presentato sintomatologia e il giorno 29, vale a dire ieri, è stata ricoverata in malattie infettive, eseguito il tampone che è risultato positivo. Poi abbiamo una donna del 1968 di Rovigo che è venuta a contatto in ambito familiare con persona positiva, anche lei ha eseguito il tampone positivo ed è in isolamento domiciliare come il primo caso che ho citato. Degli 8 tamponi positivi riscontrati stamane, solo il secondo, la signora è rientrata
da un paese estero, da un viaggio all'estero, è ricoverata, tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Dicevo, poi abbiamo il caso di una signora, chiedo scusa, non di una signora, di un bambino di 2 anni, un bambino di 2 anni del 2018, non ha ancora compiuto i 2 anni, il quale non è venuto a contatto con un caso positivo in famiglia, ma probabilmente con una persona che è transitata per la famiglia. È un bambino di 2 anni, a dimostrazione, come un altro bimbo di 3 anni dei giorni scorsi, che anche quella che era l'età pediatrica, che si riteneva fosse molto meno a rischio rispetto all'età adulta e all'età anziana, può essere interessata dal virus. Ritornati in diretta, adesso vi faccio vedere un filmato, visto che a volte pensiamo di essere solo noi italiani in questa situazione. Tutto il mondo purtroppo stanno cercando di combattere questa pandemia. Le immagini che abbiamo ricavato dal Rai 2 di ieri sono emblematiche, vi facciamo vedere tutte le capitali del mondo, in che maniera sono colpite, la gente che non si muove, la gente che come da noi resta in casa, e le strade vuote. Ci fa specie che una città come Shanghai, come Mosca, come New York, come Londra siano in questa maniera vuote, e lo sottolineo, secondo me anche disperate. Noi ogni giorno ci colleghiamo con il sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero, che ringraziamo anche per la fiducia che ci ha concesso. E vogliamo chiedere, visto la nuova edizione straordinaria, tra l'altro ogni sabato siamo spaventati perché arriva l'edizione straordinaria, questa volta era un'edizione straordinaria relativamente positiva, però vogliamo capire questi famosi soldi che daranno ai comuni, i famosi 4 miliardi tanto descritti in pompa magna, e i 400 milioni circa per quanto riguarda l'emergenza alimentare per le persone che non possono permetterselo, sono effettivamente così importanti e così determinanti, oppure se per esempio nei 4 miliardi erano cifre dovute ai comuni che sono solo state anticipate per far fronte a problemi di cassa. È stato promulgato un nuovo decreto che però riguarda i comuni e il fondo di solidarietà, quindi i trasferimenti statali da parte dello Stato, che non sono stati aumentati di 4 miliardi ai comuni, ma semplicemente la somma viene anticipata ai comuni, quindi la tranche che veniva prima erogata ai comuni a maggio, fine maggio, verrà erogata a fine aprile o aprile, insomma, che questo serve ai comuni per avere liquidità, perché altrimenti non avremo disponibilità economiche in cassa per nessuna attività. Quello che c'è di nuovo è però che il governo ha deciso di stanziare 400 milioni per tutti i comuni d'Italia, e che vuol dire per i comuni del Ripoll, è arrivata la cifra ieri, sono 57.000 euro. Adesso stiamo tentando con anche le altre amministrazioni di trovare una linea comune su come erogare questi fondi, perché comunque bisognerà dotare di adeguati strumenti, e vorremmo farlo nel più breve tempo possibile, quindi nel giro di 3-4 giorni. Quindi non affannatevi a chiamare per chiedere indicazioni su come fare accedere a questi contributi. Stileremo un protocollo, delle linee guida, un vademecum, e dopo ne daremo opportuna conoscenza sia sul sito internet che sulla pagina Facebook, che anche con i comunicati quando tutto sarà pronto, in modo da poter agire nella maniera più tempestiva possibile. Grazie Sindaco Francesco Siviero. Avevamo parlato già la settimana scorsa di collegarci con persone che abitano in altri paesi. Adesso abbiamo il piacere di avere una insegnante di pedagogia di Bilbao, in Spagna, che ci dirà appunto nella città basca come si stanno muovendo e come si stanno comportando anche loro per questa emergenza. Al telefono un'amica spagnola da Bilbao, Paesi Baschi, Ivonne Rivas, che la salutiamo e facciamo la domanda di rito. Come va Ivonne? Buongiorno, molto bene, grazie, è un piacere salutarvi.
Allora, com'è la situazione dal punto di vista coronavirus, di restrizioni e di altre imposizioni nel vostro territorio? Sì, sfortunatamente qua in Spagna siamo già il secondo paese, quindi dopo voi, dopo italiani, con i più casi. Quindi qua tutto è cominciato a Madrid, tipo 2 o 3 settimane fa. Poi è rapidamente spartito dappertutto, soprattutto Catalogna e Paesi Baschi, dove sono io adesso. Tutto è stato molto veloce, però siamo arrivati velocemente a 70.000, quindi con i virus infettati, e poi circa 6.000 morti. Lo Stato ha decretato lo stato di allarma, adesso sono 2 settimane che siamo tutti confinati, e penso conseguenze terribili per il lavoro, per l'economia. Io stessa ho perso il mio lavoro adesso aprile e maggio, e qua in Spagna abbiamo circa 1,5 milioni di persone che sono al paro, unemployed, Sì. come si dice, senza Senza lavoro, lavoro, disoccupati. disoccupati, un Sì. milione e mezzo, sì, moltissimo. Ecco, lo Stato ha predisposto qualche paracadute per questo? Nel senso ha stabilito cifre per aiuti per le persone che in questo momento hanno difficoltà economiche? Sì, differenti misure sono prese per le imprese, le compagnie che possono giustificare l'aperta dei soldi da ingressi. Hanno fatto questo programma ERTE, si chiama ERTE, è una regolazione di lavoro temporale, che possono finire i contratti dei suoi Sì, lavoratori, sì. implementi, e poi lo Stato copre 70% del salario. Quindi il 70% è coperto per lo Stato, però purtroppo le persone freelance, Sì. che non lavorano per un impiegatore, una grande compagnia, loro non hanno niente, quindi non sono coperte. No. Ecco, ma il governo ha dato una data per la fine dell'emergenza, oppure non ha ancora stabilito per quanto tempo dovrete avere queste restrizioni? Mhm. Allora, si è lanciato prima per 2 settimane. Oggi facciamo le 2 settimane, poi si è allargato da 2 settimane di più, quindi adesso siamo fino al 12 aprile, però ha già informato che quello non sarà sufficiente, quindi probabilmente saranno anche 2 settimane di più alla fine aprile. Sì. Poi vediamo. Anche le vostre città sono completamente deserte, la gente non gira, non si muove, oppure rispetta la gente i diktat del governo, oppure sono indisciplinati? Allora, noi non abbiamo confinamento totale, quindi c'è ancora gente che va a lavorare. I servizi sono tutti in funzionamento, quindi vuol dire la gente per pulire le strade, quelle per esempio quelli che fanno i giardini, quindi c'è un po' di movimento da questa gente che va ancora a lavorare. Poi c'è unicamente il movimento della gente che va a comprare in farmacia, oppure uscire il cane, sì. Però è comunque molto molto restringita, però anche c'è ancora purtroppo gente che non lo sta rispettando. Ci sono ancora qualche turisti, ci sono ancora gente che uscì a correre, fare un po' di esercizio, e la polizia sta multe. Sì. Stanno facendo punizione, no? Devi pagare. Sì, ok. Si chiama multa anche da noi. Multa, perfetto, multa, mettendo molte multe, sì. Perfetto, io la ringrazio, è stata gentilissima, naturalmente anche a voi che siete nei Paesi Baschi, in spagnoli, in tutta Europa. Ci auguriamo di superare questo momento il prima possibile.
Perfettissimo, grazie a voi anche, molta forza. Grazie Yvonne, è stata gentilissima, la ringrazio. Grazie Leandro, grazie. Ciao. Ecco, facendo un salto semplicemente di un oceano, abbiamo il piacere di avere un amico che abita a La Habana, a Cuba, e così lontana da noi, magari non pensiamo e pensavamo che loro fossero esenti dagli nostri stessi problemi, e invece ascoltiamo dalla sua viva voce in questa telefonata fatta ieri pomeriggio. Adesso proviamo a collegarci con un amico, un italiano, un veneto, un basso polesano che abita a Cuba, che ha la sua residenza a Cuba, è sposato con una cubana, e si chiama Paolo Mischiatti, e sentiamo le criticità in questo momento per chi abita a Cuba e se ci sono problemi per i turisti, visto che lui lavora nel settore alberghiero, se ci sono difficoltà per i turisti italiani di rientrare e per rientrare in Italia. Non abbiamo casi qua fortunatamente, e i casi più difficili li incontriamo a La Habana, che oggi sono 119, 3 sono i morti, questi morti causati appunto da un contatto con turisti, quindi sono un cubano che ha avuto contatti con un italiano, e l'italiano, come ben sappiamo, di 60 anni ha perso la vita la settimana scorsa, e un russo l'altro giorno. Ecco. Comunque la situazione ti volevo chiedere, la situazione degli italiani che vogliono ritornare in Italia, mi dicevi già la volta scorsa che c'era qualche difficoltà. Esattamente, il problema è hanno chiuso completamente tutti i voli, ma non solamente quelli nazionali, ma quelli anche internazionali, per impedire la divulgazione dell'epidemia. E noi che viviamo in un'isola hanno chiuso il trasporto aereo e hanno chiuso il trasporto marittimo, tranne che qualche urgenza nel caso che incontrino pazienti con patologie gravi e quindi non riescono a trasportare, possono solamente trasportare questo tipo di paziente. Dunque gli italiani li hanno presi tutti completamente, tranne che alcuni di noi che stiamo in 3 all'isola, che abbiamo la residenza, ma abbiamo delle norme molto ristrette, quindi possiamo uscire solamente 2 ore informando l'immigrazione dove andiamo e poi ritornare a casa. Possiamo comprare più dei cubani perché noi abbiamo un deficit, nel senso che non possiamo uscire quanto loro, quindi possiamo comprare quello che incontriamo più della quantità prestabilita. Gli italiani sono stati tutti quanti presi, staccati dalla loro abitazione su Alquiler, quello che chiamano una stanza di appoggio, dove pagavano praticamente $8, $10 al giorno con accordi, e questo non so se mi consenti, se si può parlare, però loro sono stati portati tutti quanti a La Habana, all'Hotel Riviera, dove pagano $40, hanno detto che non si pagava il trasporto, l'hanno pagato, e si pagheranno anche il volo di rientro, ma il volo di rientro a quest'ora, a questa altezza di periodo non c'è nessun tipo di volo. Praticamente sono stati interrotti tutti i voli, e gli italiani non possono uscire dall'hotel per informarsi dall'ambasciata, non riescono ad avere appuntamenti con l'ambasciata, col consolato, in nessuna maniera, rimangono chiusi lì. Ma questo vale per i francesi, per i canadesi, per i russi, per tutti quelli che sono venuti a passare le vacanze nell'isola. Sì. Quindi sono tutti quanti bloccati lì e pagano tutto, praticamente tutto quanto, e non è vero il fatto che venga detto dal ministero, del ministro, che non saranno aiutati o sovvenzionati e pagheranno quanto che pagano in un alquiler normale, invece pagano i $40 diario più il vitto, che sono altri $30, praticamente pagano $70 al giorno. Ma io provo a immaginare quelli che avevano fatto un calcolo per vivere in un'isola pagando i $25, che sono quasi tutti pensionati, trovarsi a pagare $70 al giorno, rimanendo chiusi dentro in un hotel e non potendo utilizzare la piscina perché è vietato, quindi rimangono dentro in un camerone grande per mangiare tutti insieme, e così la verità andrà avanti ancora per qualche settimana. Dicono 15 giorni per vedere il tempo dello sviluppo del virus, ma in verità vedrai che rimarranno lì ancora per qualche mese. Ecco, ti volevo chiedere poi, dicevi che ci sono delle ristrettezze veramente
importanti, nel senso che la polizia ti arresta se non giustifichi il tuo movimento. Uno, e poi la polizia per quanto riguarda, non per i cubani, per quanto riguarda gli stranieri, se ti beccano fuori c'è l'estradizione, cioè nel senso che veramente ti prendono e ti mettono in gattabuia, cioè ti beccano la prima volta e passa, la seconda no, la seconda neanche la terza, non te la danno, ti beccano la terza volta proprio c'è la galera, ti mettono dentro lì e ti dicono stai lì, adesso fino a quando le cose non cambiano. Abbiamo dato l'opportunità, ti abbiamo avvertito, ti abbiamo rinformato che questa cosa non si può fare, non si può uscire da casa e al di fuori degli orari consentiti, e il resto rimani dentro. Ecco, mentre invece per i cubani c'è più elasticità, o anche loro hanno gli stessi problemi, che non si possono muovere? Loro si muovono tranquillamente, hanno una forma di coscienza molto più, anche perché hanno uno spazio di movimento libero, cioè nel senso escono alle 10 di sera, non succede nulla, escono alle 8 del mattino, non succede nulla, e possono uscire durante il giorno parecchie volte, ma lo fanno, non salgono perché sanno perfettamente che l'epidemia è molto importante, quindi si curano tutti quanti con la mascherina, tutti i locali hanno il cloro per lavarti le mani, però ecco, si muovono con molta prudenza per paura che questo succeda anche a loro. Però ecco, la cosa si sente, è una cosa pesante, è una cosa che non ti lascia tranquillo, io non posso muovermi e salutare solitamente la gente che conosco e che fino all'altro giorno si rideva e scherzava insieme, la distanza, la paura, questa psicosi che ti rende molto un deficit, nel senso che ora che faccio? Dove vado? Sto in casa, perché se esco ho paura magari che c'è anche un po', devo dire la sincera verità, c'è un po' di razzismo nei confronti degli italiani, perché la colpa degli italiani che hanno portato il virus a Cuba, e quindi ci guardano con un occhio strano, e questa cosa non passa da oggi al domani, con il tempo questa cosa durerà, questa cosa sarà molto più difficile, non c'è più quel rapporto amichevole, il rapporto socievole, i rapporti interpersonali cambieranno sicuramente, quindi i rapporti in Cuba non è più quella nazione che ti accoglie a braccia aperte, diventerà una cosa un po' più difficile, ecco, da viverla. Io, per carità, sono residente, non ho di questi grossi problemi, però li sento. Va bene. Paolo, noi ti ringraziamo anche come sempre per la disponibilità, noi ti facciamo gli auguri e sappiamo che sei sposato Grazie. a Cuba con una cubana, quindi saluta anche la signora. Speriamo di vederci. Sono avvantaggiato perché è un medico. Speriamo di vederci più presto qua in Italia. Guarda, io ho il biglietto di rientro il 23, non so se me lo daranno, però il 23 penso di tornare, per ritornare poi al posto di lavoro e per altre cose. Comunque facciamo le dita, speriamo di rivederci. Un saluto a tutti i video ascoltatori e grazie per avermi dato l'opportunità di questa testimonianza. E grazie a te, Paolo, naturalmente. Grazie. Super auguri e saluti dall'Italia. Ciao. Alla Cuba, ciao. Tra i sindaci che ci fa piacere ascoltare e sentire c'è il sindaco di Polesella, Leonardo Raito, al telefono in diretta per noi. Con il sindaco Leonardo Raito di Polesella, che salutiamo e ringraziamo per la telefonata. Domanda di rito: buongiorno sindaco, come va nel suo comune? Buongiorno Leandro, un saluto a tutti. Nel mio comune stiamo lavorando alacremente con la struttura comunale e con i volontari per cercare di dare qualche risposta concreta alle tematiche e alle problematiche legate alla gestione di questa emergenza coronavirus. Allo stato attuale abbiamo un concittadino di Polesella che si trova ricoverato a Trecenta, ma che fortunatamente non è in cattive condizioni. L'ho sentito poco fa, mi ha risposto al messaggio, mi ha detto che non ha più febbre da alcuni giorni, quindi speriamo di poterlo rivedere presto a casa, e 8 persone in isolamento fiduciario che però fortunatamente non riscontrano i sintomi da coronavirus. Speriamo di poter proseguire su questo trend che è positivo. Vedo i cittadini che stanno rispondendo in modo molto concreto alle necessità di rimanere a casa e di evitare assembramenti o uscite senza motivazione, quindi devo dire che la cittadinanza sta rispondendo molto bene a quelle che sono le indicazioni giunte dal governo.
Ecco, sabato sera, edizione straordinaria, il Premier Conte ha parlato dei famosi 4 miliardi che verranno stanziati a voi sindaci e 400 milioni per eventuali emergenze. Molti sindaci hanno detto: guarda che questi 4 miliardi ci spettavano di diritto, avete solo anticipato. È così la situazione? Allora, lo stato attuale è che ormai sabato sera, che una volta aspettavamo per poter uscire con gli amici e andare in discoteca, è diventato ormai un momento di attesa e di panico che anche. Sono le conferenze stampa del Presidente del Consiglio. Comunque sia, che dire, rispetto alle risorse che sono state stanziate, in realtà si tratta del fondo di solidarietà, di dotazione che i comuni spetta comunque relativamente ai mancati introiti da tassazione locale imposte alcuni anni fa dal governo. In questo caso però ci sarà sicuramente un'anticipazione di cassa che potrà servire ai comuni per acquisti di genere di prima necessità per le persone, le famiglie che si trovano in difficoltà. Quindi cerchiamo di guardare positivamente, insomma, il fatto che ci siano questi stanziamenti. È un problema soprattutto di cassa, cioè di avere le risorse in mano per poter pagare velocemente fornitori, attività, negozi alimentari, macellerie o quanto servirà. Si tratta di capire in che modo organizzare un servizio puntuale che vada veramente a dare risposte concrete a chi ha effettiva necessità in questo momento di avere supporto per quanto concerne i generi di prima necessità. È un lavoro impegnativo, ma lo faremo. Ecco, sottolineando il fatto che voi i sindaci siete in prima linea, e questo qua lo sottolineiamo da molto, e penso che tutti noi cittadini l'abbiamo capito. Però ieri sera in un programma RAI il sindaco di Brescia diceva una delle cose che riscontriamo è che non c'è sinergia tra regioni. Allora, facendo un salto più in piccolo, c'è sinergia tra voi sindaci anche di regioni diverse, visto che il suo paese è confinante con la vicina Emilia-Romagna? Ma guardi, allora, per quanto concerne i rapporti, i contatti e gli scambi anche di informazioni, il confronto su quali sono le modalità operative più adeguate in questo momento, direi che è costante. E i colleghi sindaci, posso dire la verità, in questo momento hanno veramente fatto una grande squadra, una grande sinergia attraverso anche le tecnologie, le chat, le videoconferenze, per ragionare insieme di soluzioni concrete, per esaminare casi che magari sono casi individuali di una comunità, ma che possono poi diventare anche casi collettivi rispetto ad esempio agli spostamenti e le attività che possono tenere aperte ad altre cose. Devo dire che i sindaci in questo momento effettivamente in prima linea, perché poi i cittadini si rivolgono in primis a noi per avere risposte concrete rispetto alle esigenze che vengono manifestate, sono riusciti a serrare i ranghi. Per quanto concerne invece i livelli più alti, devo dire che questa emergenza sta dimostrando una certa poca sincronia, direi, soprattutto tra le valutazioni del governo centrale e le regioni. Ritengo che dopo la crisi ci sarà la profonda necessità di ripensare il sistema istituzionale di questo paese e anche quelli che sono i sistemi delle autonomie, perché effettivamente hanno generato in questo caso una differenziazione anche nell'approccio ad un problema che è sovrastrutturale e sovranazionale, creando delle forti disparità. Quindi la riflessione sarà sicuramente obbligatoria. Perfetto, Sindaco, la ringraziamo, ci scusiamo che l'abbiamo interrotta, sappiamo che siete in emergenza ormai H24 e naturalmente volevo fare i complimenti per la sua attività sui social, puntuale, critica come si deve, e bravo, complimenti. Grazie, siete molto gentili, noi vi ringraziamo anche per la vicinanza, perché ci fa piacere sentire i cittadini ma anche gli organi di informazione capaci di poter dare notizie puntuali in questo momento. Voi sapete che io i social li uso da tantissimo tempo e con grande costanza, diventano un canale importante in questo momento anche per informare con serietà la cittadinanza. Qualche polemica a volte ci sta, mi scuso se a volte vado un po' oltre le righe, però è quello che mi sento in un momento magari al termine di una giornata molto faticosa di lavoro. Quindi grazie davvero per questa telefonata, questa informazione e per il lavoro che state svolgendo. Grazie Sindaco, buona giornata. Grazie a voi. Ci aveva mandato un filmato la settimana scorsa Erika Baldin. Erika Baldin, ricordiamo che è una consigliera regionale dei 5 Stelle, quindi di minoranza in Regione Veneto, e proviamo anche da lei capire come la Regione Veneto si sta comportando, si sta muovendo, e che collaborazione, che sinergia c'è tra la governance di Zaia, della sua amministrazione, e anche per quanto riguarda le minoranze appunto in consiglio regionale. Al telefono Erika Baldin, consigliere regionale 5 Stelle e abitante tra l'altro di Chioggia, e la domanda di rito. Buongiorno Erika, come va? Buongiorno a tutti quanti.
Va come per il resto d'Italia, cioè una situazione un po' strana, a cui non eravamo abituati, però bisogna portare tanta pazienza e cercare di rispettare tutte le regole che ci vengono date proprio per uscire da questa situazione il prima possibile e tornare alla normalità di tutti i giorni. Ecco, il nostro programma è Basso Polesine centrico e quindi abbiamo un contatto molto intimo, diciamo, con Chioggia, visto che Chioggia l'hanno definito uno dei focolai. Com'è la situazione in questo momento? Ma allora, il focolaio presunto, almeno quello che poi ci viene riportato dai residenti, è a Valli di Chioggia, una frazione che sta sulla Romea, dove si sono verificati diversi casi di contagi, purtroppo anche 8 morti, e quindi insomma la situazione a mio avviso non è sotto controllo, cioè bisogna fare di più, bisogna fare tamponi a tappeto proprio per capire magari chi è asintomatico, quindi non mostra sintomi ma va comunque in giro a fare la spesa, a comprare beni di prima necessità e quindi non rispettando una quarantena che sarebbe obbligatoria nel caso in cui venisse accertata la positività al coronavirus. Ecco, queste persone vanno controllate e verificate se hanno il virus, se hanno contratto questo virus, e quindi fare in modo che poi non si muovano da casa proprio per evitare che vadano a contagiarne altre. Quindi questa è l'unica soluzione che vedo attualmente, perché il problema è che tanti ancora continuano a circolare, magari frequentano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e quindi espandono ancora di più la potenza del virus, chiaramente, non sapendo di averlo. Ecco, approfittando della tua posizione, essendo consigliere regionale, il Veneto per definizione era un'eccellenza nella sanità. L'emergenza ha fatto venire fuori carenze e magari queste carenze voi le avevate sottolineate o no? Beh, allora, come sai e come penso sappiano tutti, il settore della sanità è stato per anni abbandonato, dimenticato e comunque non finanziato a dovere. Non sto facendo colpe specifiche alla regione, ma forse più allo Stato, ma il problema è che qui in Veneto si è cercato sempre più di restringere la sanità pubblica per dare, diciamo, più slancio a quella privata, e infatti questo lo notiamo anche con le ultime schede ospedaliere, dove si dà tantissimo credito alle strutture private e pochissimo a quelle pubbliche. Fatto sta che poi quando sei in un'emergenza mondiale come questa del coronavirus, le mancanze della sanità pubblica si sentono e si vedono concretamente. Quindi credo che su questa partita qui si sia stati molto carenti e irresponsabili. E spero che finita questa emergenza si torni tutti ad un clima più propositivo nei confronti dei sanitari, dei medici, che purtroppo in questi anni non sono stati valorizzati come doveva essere. Ecco, in questo momento di grandissima emergenza, c'è sinergia tra minoranza e governance della regione? Guarda, sia i consigli che le commissioni in questo periodo non si sono tenute o si sono tenute sempre in via telematica, quindi capisci che la trasmissione delle informazioni è molto difficile. Martedì faremo un primo consiglio straordinario, diciamo, dell'emergenza, e quindi avrò più novità in merito. Da parte mia ho tentato varie volte di interloquire, insomma, con i membri della maggioranza, in particolar modo l'assessore regionale alla sanità e il presidente Luca Zaia, e ho avuto risposte un po' con il contagocce o comunque in ritardo. Ecco, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. Sappiamo che sei impegnata giustamente anche da casa per la tua attività. Avete qualche idea oppure ne avete parlato di quanto si prolungherà
questa emergenza e quali attività poi riprenderanno per prime? Ma allora adesso è presto per dirlo, si parla del picco a metà aprile, quindi tendenzialmente dovrebbe rimanere chiuso ancora un bel po' tutto quanto, quindi le scuole non se ne parla, le fabbriche penso anche quelle dopo. Le prime a partire chiaramente sono decisioni che spettano agli esperti, perché nessuna valutazione segue soltanto logiche politiche. Secondo me in questi momenti bisogna senz'altro ascoltare gli esperti senza, diciamo, opinioni personali che non sono fatte da persone con una competenza specifica. Ecco, il mio compito e quello dei miei colleghi dovrebbe essere quello di rappresentare i cittadini e rassicurarli sul fatto di mettere tutte le forze in campo per sconfiggere questo virus. Ecco Erika, noi la ringraziamo, gentilissima anche per la disponibilità. Naturalmente salutiamo i cugini Chiogiotti, visto che abitiamo molto vicino, e facciamo gli auguri a tutta la popolazione di Chioggia, a tutti i veneti e a tutti gli italiani. La ringrazio veramente di cuore, grazie. Io ringrazio voi e portiamo tutti una grande pazienza e tanto coraggio per riuscire a tornare alla normalità come prima. Puntata finita. Noi vi ringraziamo degli ascolti, vi ringraziamo anche delle persone che ci hanno seguito, che hanno interagito con noi, che ci hanno scritto su Facebook e quant'altro. Ringraziamo naturalmente Prima FI che ci ospita e il suo editore Alessandro Brunello. Da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao a tutti.